Per la Hockey Pico Mirandola abbiamo qui De Tommaso, Filippo De Tommaso. Allora Filippo, questo incontro l'abbiamo gustato noi dalla tribuna, ma voi l'avete patito, l'avete giocato, volevate giocarlo meglio? Cosa è successo? Ma di sicuro abbiamo fatto una buona partita, secondo me ne avevamo più di loro, alla fine purtroppo abbiamo sbagliato, compreso io, la punizione di prima che poteva portare al pareggio e purtroppo sbagliare così tanti gol alla fine porta a questo risultato che non ci meritiamo. Ma la crisi è della squadra, non riuscire a concentrarsi, oppure è proprio la cosiddetta pallina che gira e va dove non deve andare? Non parlerei di crisi, parlerei di una squadra che sta cercando di migliorare giorno dopo giorno. È chiaro che ci sono molti giocatori che sono la prima esperienza qui, però stiamo lavorando per ottenere i risultati. Ci serve una vittoria, ci servono dei punti per essere anche consapevoli della nostra forza. Bene, grazie Filippo, buona serata e andiamo avanti con questa grande squadra. Alla Grazie mille. prossima, ciao. Ciao ciao.